Siamo con l'Ipera, allora insomma un primo allenamento congiunto tra compagni, prime sensazioni insomma di questo inizio di stagione. Stiamo finendo la preparazione, siamo ormai alla fine e devo dire che c'è abbastanza, oggi ho visto tanta attitudine e impegno da parte dei ragazzi. Com'è stato l'inserimento qui? No, è stato un buon inserimento, ragazzi molto accoglienti, un ottimo staff, sono contento e ormai diciamo faccio parte del gruppo e mi piace lavorare con loro, quindi bene. Cosa ti piace di questo gruppo qui di Mogliano in generale? Sicuramente una cosa che ho notato subito è che c'è un ottimo spirito di squadra, si lavora come una famiglia, ognuno aiuta il compagno, c'è tanta disponibilità dallo staff, dai compagni, da tutti, quindi sicuramente questa è una cosa che ho notato subito e mi fa molto piacere. Ci ricordi un po' il tuo excursus, insomma, dove hai giocato, come hai iniziato? Allora, ho iniziato io all'Amatori Catania, rugby, diciamo da piccolino, poi mi sono trasferito nel 2021 a Genova, al CUS Genova, sempre in Serie A, e poi l'anno dopo ho fatto, diciamo, i 2 anni dopo ho fatto con Biella, dove ho ottenuto anche la promozione in Serie Elite e adesso sono qua. Ti abbiamo visto a Paese, anche giocare contro Paese, giusto? Sì, abbiamo fatto le 2 partite di campionato scorso e poi abbiamo fatto anche le semifinali per la Serie Elite, sì, quindi le abbiamo affrontate. Avete perso l'andata e poi abbiamo fatto una grande rimonta al ritorno, sì. Insomma, cosa vuol dire giocare adesso in un campionato più importante a livello nazionale? Ma sicuramente dal mio punto di vista era un sogno, quindi diciamo una bella cosa, sono molto motivato e diciamo aver raggiunto questo obiettivo mi rende molto orgoglioso e spero di dare il massimo e di far vedere quanto valgo. Ci sarà molto da lavorare in prima linea, no? Sì, dobbiamo lavorare, dobbiamo capirci un attimo, vedere cosa migliorare, però siamo qua per questo, per migliorare sempre.